Un successo per restare nella parte alta della classifica, uno scontro diretto per testare ancora una volta una squadra in rodaggio nella settimana dell'arrivo di Vittorio Bernardo in giallo-verde. Il Dattilo che oggi sfida il Geraci ha bisogno anche dei gol dei suoi attaccanti. La nostra postazione inizia adesso la partita, possesso di palla per il Geraci, 3 palloni in area di rigore, ribatte però Prestigiacomo. Salone, pallone filtrante per Lala, prova la conclusione Pietro Lala, la parata però facile di Dolenti, nessuna difficoltà per il portiere del Geraci, nessun problema per lui, colpito fortuitamente al volto. Qui Lala prova ad andarsene, anzi è Guaiana, prova ad andarsene, mette un buon cross, colpa di testa di Iannazzo, Dolenti quasi con il volto a parare con il mancino Sciluffo. Solo in 4 in area di rigore per il Geraci. Sciluffo sul secondo palo corso, ci arriva ma non riesce ad indirizzare il pallone. Il risultato adesso serio, Sciluffo chiama l'avanzata di Bognanni, entra sul destro, mette in mezzo di testa Sciluffo, la parata miracolosa di Vito Grimaudo. Palla sulla destra per Sciluffo, tutto regolare, il destro da parte di Marsala che sbaglia praticamente un rigore in movimento. Per il Dattilo Noir ben 3 per il Geraci, Lala Iannazzo per il Dattilo, quella più clamorosa per Iannazzo con il colpo di testa ravvicinato, poi le 3 occasioni in 5 minuti per il Geraci. Qui prova ad avanzare con Serio, la respinta di Grimaudo, pallone che sbatte poi su Sciluffo che la mette dentro dopo 40 secondi, il vantaggio del Geraci. Nel corso del secondo tempo Paladino la sventagliata in avanti, Matera protegge il pallone, poi Fina cerca la sfera per Guaiana, lo stop in area di rigore, Guaiana! Il pareggio del Dattilo Noir con Simone Guaiana, di forza, di prepotenza, a stoppare la sfera ed andare al destro vincente. Che prova la conclusione debole in respinta da Prestigiacomo, poi sfera per Bono, ci sono Matera e Guaiana in aria. Bono, il dribbling ancora, Bono, calcio di rigore per il Dattilo Noir. Arriva adesso il fischio, parte Marco Fina che spiazza Dolenti e porta il Dattilo Noir in vantaggio, 2-1 per i gialloverdi al 12° minuto. Alla ricerca ancora del gol Federico Matera in questo inizio di stagione con il Dattilo Noir. Genna si accentra, il destro, la parata, la respinta di Dolenti, si accentra, poi mette in mezzo Bernardo, lo stop per Matera, era tutto regolare, incredibile occasione mangiata letteralmente da Federico Matera. Andrà Salvatore Sciluffo con il mancino, palla che finisce dentro in qualche modo, evidentemente palla che non è stata toccata da nessuno, forse un'autorete, non l'abbiamo visto bene. Matera sì, ottima giocata di Matera che poi va alla conclusione tentando un pallonetto, aveva fatto tutto bene Federico Matera, poi allarga sulla sinistra per Sciluffo, attende l'arrivo da parte di il numero 15 terzo che mette il pallone in mezzo, Sciluffo, anzi era Serio che si era coordinato per la rovesciata. C'è Iannazzo però che vuole fare buona guardia, però finisce col regalare il pallone a Di Simone, il pallone per Serio che sbaglia, che va a servire Selvaggio, spazio Selvaggio, un controllo di troppo, Selvaggio si accentra, riesce a servire Novara, il velo per Bono, Bono, palla sul destro, in area di rigore, Bono mette il pallone in mezzo ed è il gol del Dattilo Noir con Federico Matera, 3-2 al 49° e vince il Dattilo Noir 3-2 in rimonta contro rimonta, alla fine la decide Federico Matera.